Buon pomeriggio amici di Sportissili, un saluto qui da Marco Genduso per commentarvi la 15ª giornata, ma nel frattempo le urla da parte del Premio Futsal Club che oggi, ricordiamo, ha una grande chance per ottenere la promozione in C2. Si parte dunque dal basso con Mainza che trova Nicchia, vuole girarsi, Viorelli e Lopez non lo fanno passare, poi Matesi! E subito vantaggio per l'altro San Giovanni Battista, una doccia freddissima per gli ospiti. Come sta il risultato? Messo un tiro quasi imprendibile, scivola su John e poi Vivarelli la tocca la Fiura ed è pareggio 1-1. Pareggio rosanero con Vito La Fiura che la tocca, ma l'assist comunque di Luca Vivarelli che esulta. Tanto Mattesi, nel frattempo non si riscalda nessuno sulla panchina, poi Lopez la tocca, palla che rimane in Mainz, saltano Mainz ed è 2-1, vantaggio nella San Giovanni Battista che esulta con il proprio pubblico. 2-1, si infuria Mister Gentile. Effettivamente sta giocando molto bene su John, pressione su Durante, poi la Fiora riesce ad andare avanti su la Fiora, guarda la porta, palla in mezzo su John e palla fuori, palla alta. C'è Lopez a rimorchio, Montalbano invece tra i pali, la Fiora va con potenza, eccola Vito La Fiora, questa volta è tutto suo. Pareggio Palmo Futsal Club, lo fa con Vito La Fiora, 2-2. Palla in rimessa, battuta rapidamente su John, finta con la suola, Gennaro contro la calcio! Eccolo! Gabriele Gennaro con la punta, con verso la telecamera ed è 2-3 risultato adesso, ribaltata il Palmo Futsal Club. Sarà calcio d'angolo su John e guarda i compagni al centro, vediamo cosa inventeranno. Classica palombella per la Fiora che calcia e prende Maenza in pieno, di testa la controlla, poi su John finta destro sinistro, Matesi lo fronteggia, poi affonda un tackle e qui rischia per il gol di Matesi, sembrava stesse fischiando e 3-3 pareggia i conti Matesi. Battuta in mezzo Lopez e poi segna colui che giocava e vestiva questi colori, il capitano dello scorso anno, Lorenzo Lopez. Non esulta, ma in 4-3 e non riesce ad arrivare. Lopez allarga, Nicchia la controlla, ma Gennaro si mette davanti, palla in coda ancora sulla suola, vuole andare via, Gennaro calcio e fa 5-3 che Gennaro non esulta, soltanto tiro con rabbia e 5-3. Matesi allarga il gioco per Maenza che calcia secondo palo Nicchia. Allora veramente ogni tiro è un gol in questa partita, sia da una parte che dall'altra. La riapre l'Orto San Giovanni Battista, 5-4. Catania imbucata magica per la Fiora! Per la Fiora! L'esultanza di Vito La Fiora, cuore verso la telecamera ed è 6-4. Questo invece, scusate, partita centrale, adesso è pivot. Catania, palla dentro per Gennaro che guarda la porta. Gennaro ancora! La palla è tre porta! E tripletta per Gabriele Gennaro che da quando è entrato sta veramente decidendo lui questa partita. 4-7 risultato. Ancora Gennaro. Palla sbagliata. Palla dietro velenosa, Gennaro ancora, salta l'uomo, Gennaro! E poker per Gabriele Gennaro che fa 4-8 con la volta cuore verso la telecamera ed è 4 gol di vantaggio adesso. Esce con la tibia addirittura, ma grande chiusura del portiere qui. Va su Gennaro, in avanti, va giù, calcio di punizione, anzi, mi correggo, tiro libero. Che sta guardando attentamente il portiere avversario, Gennaro con la punta e palla che termina fuori, carica su Mainza. Su John, intercetta l'inizio pallone, va dentro la porta, su John, calcia su John e poi ottima lì la risposta da parte di Di Lorenzo. Dopo 12 gol nel primo tempo, 0 al momento. Sbaglia Gennaro, Maenza allarga per Sgroi e qui Calì chiude tutto. Maenza è un 2 contro 2 adesso, Matesi viene avanti, la Fiora un po' lo spinge, calcia al palo e poi Matesi la riapre, 5-8 risultato, tripletta personale per Matesi, ha avuto 49, 5-8 risultato. Catania guarda ancora la Fiora, Nicchia chiude bene, poi l'anticipo di Lopez per Catania che la controlla sul mancino, può calciare Catania, allarga per John e questo può essere il punto esclamativo di questa partita, di questa promozione con John che fa 5-9.
Intanto Nicchia, sempre Lopez a toccare il pallone, Billiteri allarga per la Fiora che può chiudere questa partita, la Fiora guarda la porta, calcia! E segna anche Vito la Fiora! Esultanza del capitano, 5-10. Buscarino, adesso si guarda il cronometro per il secondo di Castellino, fischietto in bocca e il Palermo Futsal Club arriva in C2, vince con il risultato di 5-10 con l'Oratorio San Giovanni Battista e approda per la prima volta nella sua storia nel campionato di Serie C2.